Buongiorno e bentornati ad A Tu per Tu. Oggi sono con Marco De Zotti, delegato regionale Coldiretti Giovani Impresa Veneto. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti quanti voi e grazie per l'invito. Siete reduci da pochissimi giorni degli Oscar Green Coldiretti, in cui si premiano le eccellenze del nostro territorio. Che annata è stata? Quali sono le novità, gli spunti di riflessione anche che sono emersi da questa edizione? Allora, è stato sicuramente un grandioso evento che ha dato la possibilità a tanti giovani di mettersi in confronto. Sicuramente negli ultimi anni, insomma, la nostra agricoltura è reduce da campagne molto più difficili rispetto a quelle precedenti. Il cambio climatico sta dando un impatto sempre più incisivo nel territorio e quindi di fatto anche gli agricoltori devono cercare di mettersi a riparo. Sicuramente i giovani sono quelli che cercano di trovare delle vie alternative utilizzando metodi diversi, utilizzando anche la tecnologia, mettendo in campo nuovi sistemi proprio per far fronte a queste esigenze che le aziende hanno, quindi cercare di avere il controllo più dettagliato di quando andiamo a fare i nostri interventi in campo, quindi attraverso la tecnologia che ci dà tutta una serie di letture, noi possiamo intervenire in un modo più adeguato e cercando di, insomma, riuscire a portare avanti quelle che sono le produzioni del nostro cibo. Sempre di più l'agricoltura rompe gli schemi del passato, quelli del appunto agricoltore con il solo trattore, sempre più invece una meccanizzata e anche innovativa, appunto. E questo forse attrae anche di più i giovani. Beh, questo sicuramente, le tecnologie stanno dando degli ottimi sviluppi e in molti casi fanno avvicinare molto più spesso i giovani in agricoltura, perché insomma noi siamo la generazione dove siamo quelli che hanno scoperto un po' la tecnologia, no? Ci piace utilizzare gli smartphone, ci piace utilizzare il computer e quindi di fatto al giorno d'oggi noi questi sistemi possiamo utilizzarli anche per il lavoro in agricoltura, proprio perché insomma rende più agevole quello che è il nostro lavoro e quindi riusciamo a mettere in connessione sia tecnologia e anche sistema di produzione. Quindi è un connubio che al giorno d'oggi può aiutare in un modo significativo per far fronte alle varie, come dicevo anche prima, alle varie problematiche climatiche che in questi anni sta colpendo, insomma, e che sta mettendo a dura prova i nostri agricoltori. Ecco, in un mondo sempre più stressante, anche nel mondo del lavoro, poi molto precario, eccetera, anche questo influisce, oltre probabilmente alla pandemia che c'è stata, a un ritorno alla campagna, a dei ritmi, sicuramente non ci si rilassa in campagna, però insomma a un contatto con la natura e riscoprire questo aspetto del lavoro. Beh, sicuramente sì, poi c'è anche una parte che vuole riscoprire la campagna dell'agricoltura. Moltissime le persone che vivono in città al fine settimana vogliono passarlo all'interno di queste aziende agricole. Nel nostro territorio abbiamo delle aziende agricole che sono specializzate e organizzate proprio appunto per cercare di ricevere tutte queste persone, i tantissimi turisti che vogliono scoprire la campagna, vogliono mangiare i piatti tipici, vogliono scoprire, conoscere le storie dei giovani agricoltori anche, e quindi questo ha fatto in modo che l'agricoltura potesse andare incontro anche a questa nuova esigenza, quindi fare un servizio nuovo e dando la possibilità alle tantissime persone di far conoscere tutto quello che di buono l'agricoltore fa al giorno d'oggi. Un turismo esperienziale a chilometri zero, diciamo così, e anche la riscoperta dei chilometri zero, anche questa noto che sta prendendo molto piede, quindi il ritorno ai piccoli negozi o direttamente in azienda per acquistare. Beh, sicuramente la multifunzionalità al giorno d'oggi ormai non conosce più confini. Tantissime sono le aziende che hanno investito nella filiera corta, nel chilometro zero, grazie ai mercati messi in piedi da Coldiretti, quelli di Campagna Amica, che offrono un servizio tutti i giorni nelle principali piazze italiane. Questo ha dato sicuramente degli ottimi spunti e quindi l'azienda agricola non solo produttrice di cibo, ma anche dalla possibilità di raccontare e di vendere grazie a questa nuova filiera che sta dando degli ottimi risultati e crea sempre di più nuovi posti di lavoro e dà una visione lunga di quello che potrà essere il futuro delle aziende agricole.
Io ringrazio molto Marco De Zotti per essere stato con noi, delegato regionale col diretti Giovani Impresa Veneto, e a risentirci, grazie. Grazie a voi, arrivederci.